2 maggio 2015, benvenuti al Circolo Sportivo Tevere Remo, dove i padroni di casa vogliono continuare la rincorsa alla promozione. Oggi però hanno di fronte a sé il Cortina. Peraltro fa veramente molto caldo qui in questa zona di Roma, saranno più di 20 gradi, per cui attendiamoci un match difficile per la Tevere Remo. Si attende il fischio del direttore di gara che arriva adesso, batte la Tevere Remo che attaccherà dalla vostra destra alla vostra sinistra. Qui perdono pallone, sono schierati in maglia bianca con risvolti azzurri e rossi. Dall'altra parte c'è il Cortina che invece attacca dalla vostra sinistra alla vostra destra in maglia gialla con bordi neri. E seguiamo proprio l'azione del Cortina, poi avremo modo di darvi le distinte. Ecco un tiro dalla gran distanza di Zucconi e quindi possiamo andare con la distinta. Per la Tevere Roma in porta c'è Lucarelli, numero 2 Gazzellone, 3 Viscuso, 4 Amadio, 5 Castroni, 6 Masci, 7 Guancioli il capitano, 8 Sperati, 10 Antonica che adesso tiene il pallone tra i piedi, lo scarica, poi 11 Cerasaro, 13 Serranti, 12 il secondo portiere Gallori. Vediamo questa manovra costruita dalla Tevere Remo, recupera palla il Cortina, c'è fallo per il direttore di gara. Ecco il primo calcio di punizione del match quando non è passato neanche il primo minuto. Il Cortina si è presentato con pochi uomini qui al Circolo Sportivo Tevere Remo, sono solo 7, ma sostanzialmente la stagione del Cortina è già terminata. In porta Brancatelli, 3 Mantero, 4 Marchetti, 5 Sassu, 7 Zucconi, 5 Gebrevolde, 11 Roma. Calcio di punizione da leggermente dietro la tre quarti campo, potrebbe essere uno schema, è proprio così. Sfera che poi arriva tra i piedi di Castroni che forse non se l'aspettava. Qui allora abbiamo una piccola annotazione tecnica che vogliamo fare immediatamente. Potrete notare mister Luciani fuori dal campo. Qui intanto Antonica che con una finta serve Masci, allarga per Castroni. Deve tornare indietro la Tevere Remo. Eccolo Castroni con il destro, il passaggio per Antonica. Antonica il controllo con la suola. Anche lui scarico verso Guancioli, il capitano. Giro palla della Tevere Remo. Ecco Castroni che prova un passaggio a metà tra Guancioli e Antonica. La palla si spegne in out. Dicevamo di mister Luciani che è fuori dal campo. Tutto ciò perché il direttore di gara aveva notato che nella tessera da arbitro federale, la tessera insomma portava data di scadenza 2012, evidentemente non era arrivata quella nuova a mister Luciani che quindi dovrà dare indicazioni da fuori il campo. Una situazione molto strana, ci hanno confermato i ragazzi dello staff della Tevere Remo che mai era successo nel corso della stagione. Castroni adesso lo scarico e Antonica per poco non arriva all'appuntamento col pallone. Fa veramente caldissimo qui al Circolo Sportivo Tevere Remo, ormai siamo verso la bella stagione. Tevere Remo che affronta 2 partite che sono 2 finali che possono voler dire promozione. Oggi contro il Cortina, la prossima invece sarà un vero e proprio spareggio contro il delle Vittorie. Ecco Castroni che supera la metà campo, vicino a lui Guancioli, prende il pallone, poi il tiro parato da Brancatelli che si trova la palla addosso. Ora Roma prova a uscire, ha già perso la sfera, si torna addirittura da Lucarelli. Giro palla della Tevere Remo che sta imponendo il proprio gioco. Antonica passa dietro gli avversari, non riesce però a controllare il pallone. Guancioli ora il capitano a lottare, a recuperare pallone, a servire Castroni. Castroni sulla destra, eccola la manovra della Tevere Remo. Antonica ancora dietro, Guancioli, Castroni col destro, è un passaggio semirovesciata di Antonica che va alta. Il direttore di gara, l'abbiamo detto, è particolarmente attento ai dettagli. Aveva notato in questo caso un secondo pallone vicino al campo e ha voluto farlo buttare fuori. Castroni allarga sulla destra, adesso capita Guancioli. È la manovra della Tevere Remo che si sta imponendo. Antonica ora con la suola, giocata e palla dietro ancora per Castroni. Castroni allarga sulla destra, manovra molto compassata, molto lenta della Tevere Remo che però si sta imponendo. Il Cortina non ha
neanche mai provato per ora ad andare dalle parti di Lucarelli. Ci prova adesso il tiro che sfila al lato di Mantero. Lucarelli appoggia direttamente a Guancioli, un consegnato. Eccolo il capitano, si va da Castroni. Si sta preparando intanto il primo cambio per la Tevere Remo, non arriva sul pallone Masci. Mister Luciani evidentemente vuole giocatori freschi. Masci ancora per Castroni che salta un avversario. Va a contatto con Marchetti, per il direttore di gara non c'è nulla. Si riparte da rimessa dal fondo, Brancatelli. Allarga sulla sinistra. Prova a passare dietro a Castroni Mantero, commettendo però fallo. Sarà calcio di punizione per la Tevere Remo. Siamo già a 2 falli commessi dagli ospiti. Castroni allarga per Guancioli, eccolo il capitano, ancora una palla dentro verso Castroni che non riesce a arrivare. È difficile anche dalla nostra postazione, vediamo la fatica dei ragazzi della Tevere Remo. Giocare con questo caldo è molto difficile. Qui gran giocata di Masci con la suola. Palla ancora a Castroni. Sfera che gli resta sotto. Castroni per Masci. Eccolo il giocoliere con il numero 6. Antonica. Dietro per Castroni. Possesso palla. Saremo a 80% per la Tevere Remo. Prova a spazzarla il più lontano possibile Cortina. Si può appoggiare Capitan Roma a un compagno dietro, va invece verso Mantero. Mantero però non ha nessuno con cui aiutarsi, allora prova un lancio dove non può arrivare Zucconi, direttamente tra le braccia di Lucarelli. Ora Guancioli per Castroni. Antonica. Prova a girarsi Antonica, torna anche lui dietro, ecco Masci. Masci per Castroni, si chiude l'1-2. Poi c'è una deviazione nella propria porta di Roma, il cross di Masci e siamo già 1-0 per la Tevere Remo. Quindi 1-0 per la Tevere Remo. Sono passati pochi minuti, 6 circa dall'inizio del match. Ecco Roma, il capitano, autore della sfortunata deviazione che ha portato in vantaggio la Tevere Remo. Qui ancora un errore in fase di impostazione. Adesso per forza di cose il Cortina deve provare a inventare qualcosa. Ora Antonica allarga ancora per Masci. Attenzione al mancino! Il mancino di Masci, raddoppio della Tevere Remo, 2-0 in 60 secondi. Il mancino di Masci sta massacrando la difesa del Cortina. Prima c'è stata una deviazione di Roma, adesso il gol è tutto suo. È 2-0 per la Tevere Remo. Prova ad allargarsi Mantero e a passare, fermato ora Roma. Il tiro direttamente tra le braccia di Lucarelli, poi l'errore, pazzesco errore, l'arbitro convalida la rete. È 2-1 adesso. Attenzione, probabilmente un'autorete. È sfuggito il pallone a Lucarelli ed è arrivata quindi la rete del Cortina. Quindi 2-1. Masci ora. Incredibile come la partita si era messa benissimo per la Tevere Remo. Adesso devono essere freddi i giocatori in maglia bianca nonostante il clima molto caldo qui al circolo sportivo. Ecco che Mantero allarga sulla sinistra, Lucarelli qua con i piedi, sarà calcio d'angolo. Un gol stranissimo, Marchetti va lui alla battuta, è uno schema, palla dentro e Lucarelli, altro errore dell'estremo difensore della Tevere Remo. In pochi minuti, forse in secondi, va a pareggiare il Cortina, autogol di Lucarelli. Autogol di Lucarelli che porta al pareggio del Cortina, una squadra che dicevamo sulla carta non avrebbe più nulla che dire a questo campionato, non lotta più per niente, si sono anche presentati in campo solamente in 7.
gli ospiti, eppure adesso è 2 pari. Peraltro il Cortina viene da una serie di sconfitte, 3 sconfitte consecutive, l'ultima contro il della Vittorie, squadra che si sta giocando la promozione proprio con la Tevere Remo. Giro palla degli ospiti, ancora Marchetti, allarga sulla sinistra, serie di movimenti, Mantero adesso, Cortina che appoggia verso Roma, Roma è ultimo, deve stare attento, riesce nel passaggio, qui poi Capitan Guancioli va a sbrogliare una situazione che si poteva far complicata. Tevere Remo che si è complicata la vita da sola, ecco Roma col destro, suola verso Mantero, Mantero anche lui con la suola, chiede il movimento di Marchetti, Roma poi va con la punta ma il tiro non impensierisce la difesa della Tevere Remo. Partita stranissima, ricca di autoreti. Castroni per Masci, ora Guancioli, nuovamente Castroni. Castroni ecco supera la metà campo per Antonica, poi Masci ancora per Castroni, non si chiude l'ultimo passaggio. Con tutta la calma del mondo Roma, siamo intorno al 12° di gioco, Guancioli qua una finta e sfera direttamente tra le braccia di Lucarelli. Capitan Guancioli supera la metà campo, fa tutto da solo il numero 7, fermato però qui Antonica, poi Castroni. Tevere Remo che sta provando a imporre nuovamente il suo gioco, qui rimessa laterale proprio per i padroni di casa. Guancioli con la suola, eccolo il numero 7, sporcato il passaggio, sarà rimessa laterale. Antonica la mette a terra, serve Castroni, Castroni con il destro tenuto lì da Marchetti, sarà ancora rimessa laterale in zona offensiva per la Tevere Remo. Masci la lascia a Capitan Guancioli che dà nuovamente a Masci, è controfallo però secondo il direttore di gara. Inizia la girandola di cambi anche, anzi solamente dalla panchina del Cortina, perché mister Luciani ancora non ha cambiato nessuno dei suoi. Palla dentro per Sassu che la spara alta. La sparata alta Sassu. Guancioli ora per Castroni, nuovamente Guancioli. Può superare a metà campo la Tevere Remo con il suo capitano adesso. Torna dietro a Castroni. C'è poco movimento però, molto fermi gli attaccanti della Tevere Remo. Castroni ora per Masci, ha un buon mancino, prova a esploderlo. Rimessa laterale. Antonica. Molto fiscale il direttore di gara. Castroni col destro la colpisce male, lì non può arrivare al numero 10 e quindi nulla di fatto per i padroni di casa. Brancatelli, Castroni di testa prima di tutti 2 volte, va direttamente dal suo portiere. Molto bravo il numero 5, ultimo della Tevere Remo, a servire ora Antonica. Nuovamente Castroni, Masci. Castroni supera la metà campo da Tevere Remo, ecco Guancioli, si allarga ora Masci, Masci col mancino anticipato da Sassu. Sassu aveva avuto una grande occasione qualche minuto fa. Masci. Castroni prova il tiro, in realtà era un passaggio per Antonica molto forte, anticipato da Marchetti. Guancioli supera la metà campo, può partire un 3 contro 2. Direttore di gara fischia, sarà calcio di punizione, terzo fallo per gli ospiti. Attenzione perché siamo a circa metà del primo tempo, è già a 3 falli il Cortina. Sul punto di battuta Guancioli, numero 7. Solo un uomo in barriera per Brancatelli. Mantero. Eccolo Guancioli, è uno schema sbagliato però dal numero 7, capitano della Tevere Remo. Adesso prova a passare, c'è anche Cerasaro in campo al posto di Antonica. Eccolo Cerasaro. La seconda palla toccata, è un tiro pericoloso che Brancatelli riesce però a respingere. E allora Roma allarga ancora per Sassu, protegge Lucarelli l'uscita del pallone. Sassu per Castroni, avrebbe spazio Castroni, non sfrutta però i metri a disposizione. Qui Roma duro su Cerasaro.
Attenzione, questo è il quarto fallo. 16° minuto di gioco circa. Masci sul punto di battuta. Lui che col suo mancino ha portato le più grandi difficoltà a Cortina. Masci schema, palla dentro verso il capitano Guancioli con il destro, la mette sotto il 7 e il gol del 3-2 adesso della Tevere Remo che torna avanti. È stato un gol importantissimo perché non riusciva più a mettere paura al Cortina la Tevere Remo, poi ha tirato questa sassata a Guancioli. Adesso cambio in stile hockeyistico di Mister Luciani, cambia un'intera linea, a parte Castroni e ovviamente il portiere. Qui attenzione poi perché si avvicina subito al gol del pari il Cortina. Questa è una partita apertissima. È entrato Serranti che ha toccato il suo primo pallone per Castroni, ancora Serranti che serve ora Gazzellone, palla dentro e cosa si divora Cerasaro. Cerasaro tocca per Castroni che colpisce in pieno un avversario, ora Lucarelli per Serranti. Qui non può arrivare Gazzellone, fischio del direttore di gara, attenzione perché sta dicendo che ci sono state troppe proteste da parte degli ospiti e che alla prossima arriverà il primo cartellino giallo del match. Un match correttissimo nonostante i 4 falli segnalati al Cortina. Non si è mai acceso, non ci sono mai state intemperanze. E adesso si è messo nuovamente sui binari giusti per la Tevere Remo. Qui controfallo di Castroni, strano, è il secondo controfallo del match. Nel frattempo arriva il primo time out da parte del Cortina, allora noi possiamo fare un mini break. È tutto pronto in questo time out, il mister del Cortina ha provato a dare nuova energia ai suoi, a preparare questo schema. Adesso lo vediamo con Roma che gioca con la suola, palla dentro direttamente tra le braccia di Lucarelli con tutta la calma del mondo. Adesso la Tevere Remo, Castroni che ora ha i capelli bagnati evidentemente per combattere il caldo nel time out, ha avuto modo di refrigerarsi così. Ecco Marchetti che prova l'appoggio verso Zucconi, perde il pallone perché arriva bene Castroni, eccolo Castroni col destro, è un passaggio fuori misura per Serranti. Fuori misura il passaggio di Serranti. Ora Roma, ancora una palla dentro. Lucarelli per Castroni. Serranti ora, anzi no scusate era Gazzellone. Eccolo Castroni, allarga verso Cerasaro che aveva avuto l'occasione per il 4-2 qualche minuto fa. Castroni qui sbaglia l'appoggio, messa laterale ancora per Cortina. Roma allarga, si può distendere ora la squadra ospite, palla dentro di Zucconi, copre bene Serranti. Roma qui però recupera Cerasaro, eccolo il numero 11 col destro e para Brancatelli, riesce anche a tenerla, la arpionata a terra. La sinistra prova ad avanzare Cortina, recupera però Cerasaro. Gebrevolde, palla per numero 3 Mantero che riesce a lottare con Castroni. Qui perde però il controllo della sfera Tevere Remo. Serranti che allarga verso Gazzellone, tiro decisamente fuori misura. Mantero ora prova a tenerla in campo, ci riesce, appoggia verso Zucconi, Zucconi sulla sinistra. Roma con la suola continua a giocare il capitano del Cortina, bello a vedersi ma poco utile in questo momento. Rimessa laterale per i padroni di casa, si sta preparando un nuovo cambio. Ennesimo controfallo del match, questa volta di Serranti.
ed esce Castroni, instancabile, era uno dei pochi della sua squadra, l'unico a essere rimasto in campo dall'inizio del match. Dall'altra parte c'è solo Roma, anzi no, anche Mantero, oltre ovviamente ai portieri. È entrato adesso al posto di Castroni Amadio, che tocca il primo pallone del suo match, allarga sulla sinistra verso Gazzellone, ancora Amadio, Serranti ora, Amadio, Gazzellone, giro palla della Tevere Remo che non rischia nulla, gioca nella propria metà campo, non c'è pressione del Cortina. Ora prova a partire Serranti, qui la recupera Mantero, prova a far tutto da solo il numero 3, ecco Mantero. È stato una serie di cariche su di lui. Direttore di gara a colloquio con Cerasaro. È il primo fallo del match per la Tevere Remo. Volevano il vantaggio dalla panchina del Cortina. Roma, 2 uomini in barriera per Lucarelli, sono Amadio e Cerasaro che adesso si allontana e va a coprire il primo palo. Qui a colloquio con il mister del Cortina l'arbitro. Signor arbitro, la prego, ci facci giocare. Punto di battuta Capitan Roma. Eccolo Roma col destro, colpisce in pieno Amadio. Ancora Roma che allarga per Mantero. Roma nuovamente. Prova un passaggio impossibile, infatti perde il possesso di palla. Amadio. Ancora giro palla della Tevere Remo che non trova il buco giusto e quindi continua a mantenere la sfera. Qui la perde però, c'è Mantero che può lanciarsi. Mantero però invece di... Roma con la punta. Mantero prima invece di lanciarsi ha provato ad aspettare un compagno e ha sciupato l'azione. Ora Amadio esce a testa alta, allarga verso Serranti. Serranti palla dentro, Roma recupera. Avvelenato l'allenatore del Cortina. Attenzione, la palla forse in questo momento non posizionata bene, la posiziona l'arbitro. Ora Gazzellone allarga per Amadio. Giro palla della Tevere Remo, ancora una sfera dentro, ancora però un salvataggio del Cortina. Prova a partire Zucconi, palla dentro verso Mantero, attenzione Mantero col destro deviato. Sarà calcio d'angolo. E Mantero si mangia Gebreholde, che adesso esce. Dai, forza, regà, dentro. Zucconi. Palla per Roma, il controllo del capitano del Cortina, gioco con la suola, poi tiro, si spegne sul fondo, voleva il fallo il numero 11 degli ospiti. Non è così per il direttore di gara. Lucarelli, Amadio, Serranti ora, prova a partire. Serranti qui non si chiude l'1-2. Roma poi a lottare come un gladiatore, conquista fallo. Calcio di punizione, ricordiamo il risultato 3-2 per la Tevere Remo. Per quanto riguarda i falli, 4 commessi dal Cortina, 2 dal Tevere Remo. No, segnalato male sul tabellone, in questo momento hanno segnalato un gol invece di un fallo. Subito corretto però dallo staff della Tevere Remo, un circolo molto bello, dove oggi baciato anche dal sole. Palla dietro, serie di giocate che non si chiudono, sarà calcio d'angolo però per i padroni di casa. Arriva il time out anche per la Tevere Remo, allora noi diamo nuovamente la linea alla regia. Calcio d'angolo quindi per la Tevere Remo.
Vediamo se hanno preparato uno schema. Palla per Amadio, allarga. Qui probabilmente c'era uno schema perché Serranti aveva fatto sfilare il pallone per Antonica. Eccolo Amadio. Giro palla del Tevere Remo. Padroni di casa in vantaggio per 3-2. Questa partita è importante per la Tevere Remo, la prossima ancora di più, perché in caso di risultati positivi si giocheranno ovviamente la promozione contro il Delle Vittorie. Delle Vittorie che prima di questa partita aveva 3 punti in più della Tevere Remo, squadra con cui nel match di andata finì 4-4, una partita stranissima. Ho avuto modo di farmela raccontare prima del match. Qui prova Gazzellone, palla dentro, sarà calcio d'angolo. Dicevo, una partita veramente strana, in cui le squadre si sono rincorse, adesso stanno rincorrendo la promozione. Palla dietro verso Antonica, prova a far esplodere il destro, colpisce un avversario, tiene la palla in campo il numero 10. Qui poi sbaglia la misura del passaggio Amadio. Brancatelli. Batte il Cortina. Siamo quasi arrivati al termine del primo tempo. Continua la girandola di cambi. È entrato Capitan Guancioli adesso, che sta decidendo il match con un gol su calcio di punizione di pregevole fattura, una sassata dove nulla poteva Brancatelli. Ancora Guancioli, Guancioli supera un avversario, la mette dentro, la tiene con i piedi Brancatelli. Azione molto pericolosa, come spesso capita quando la palla è tra i piedi di Guancioli. Ora Amadio a tenere il pallone con la testa. Ancora il Capitan Guancioli. Supera la metà campo con la suola verso Amadio, che allarga verso Gazzellone col destro. Errore di Guancioli, a porta vuota non riesce a concludere. Brancatelli sta leggermente abbassandosi fortunatamente la temperatura. È rientrato anche Masci, adesso a lui la palla tra le mani. Palla per Castroni, praticamente sono rientrati tutti gli starting five della Tevere Remo. Ecco Sassu, Sassu supera Guancioli, Castroni però poi sbaglia la misura del passaggio. Si lamentano dalla panchina. 2 minuti di recupero, 120 secondi e poi sarà finita la prima frazione. Brancatelli prova a dare la carica ai suoi dalla porta. Roma per Mantero, che con il petto non riesce a tenerla in campo, ma ringrazia il compagno per un passaggio giudicato positivamente. Guancioli, Castroni. Ancora Guancioli, il capitano per Masci, che prova a passare in mezzo a due, non c'è nulla. Attenzione, è 2 contro 2, adesso diventa 3 contro 2. Qui chiude tutto Castroni, gladiatore questa sera. Gladiatore Castroni, Sassu sul punto di battuta. Palla dietro verso Roma. Attenzione perché ha un destro interessante. Vorrebbe il passaggio a un compagno, poi lo sbaglia, può partire Antonica. E Roma riesce però a arpionare il pallone. Una delle ultime azioni con la punta e Lucarelli con il pugno. Direttore di gara, l'abbiamo detto, molto preciso sui dettagli. Fa sedere alcuni giocatori della Tevere Remo sulla panchina. Sassu. C'è Roma tutto solo. Sassu invece va al centro dell'area, direttamente tra le braccia di Lucarelli. Guancioli. Da ora da Antonica. Qui Antonica vorrebbe il fallo, si continua invece perché per l'arbitro non c'è nulla. Rimessa laterale. È andato a contatto probabilmente con Roma. Nel frattempo sta terminando anche l'ultimo giro d'orologio. Vediamo se chiude l'azione offensiva il Cortina. Palla dietro, il tiro direttamente tra le braccia di Lucarelli.
si può continuare però. Supplemento di recupero evidentemente. Masci per Antonica che si è ripreso. Palla sporcata da Sassu. Guancioli, Masci col mancino nuovamente al suo capitano. Palla dentro, errore però, attenzione perché Marchetti prova a far partire il Cortina, ma di fatto fermandosi perde l'inerzia dell'azione. L'arbitro guarda il cronometro e fischia proprio adesso il termine del primo tempo. 3-2 per la Tevere Remo sotto un caldo pazzesco. Restate con noi per seguire anche la seconda frazione, dove la Tevere Remo proverà la conquista alla promozione. Tutto pronto, nel frattempo probabilmente potrete vedere curiosamente Mister Luciani nuovamente in panchina. Si è trovato il documento di cui aveva bisogno il direttore di gare. Proprio per questo si è un po' ritardato l'inizio della ripresa. L'arbitro ora dà il via nuovamente alle ostilità. Il risultato, ricordiamolo, è 3-2 per i padroni di casa in virtù dei gol di Masci, Guancioli e di un'autorete di Roma. Ecco Castroni che supera la metà campo, allarga per Masci, sbaglia però la misura del passaggio. Dall'altra parte per il Cortina anche ci sono state 2 reti da sottolineare, 2 autoreti dell'estremo difensore della Tevere Remo, Lucarelli. Partita strana con tanti controfalli, non siamo abituati a vederne solitamente così tanti. Qui Mantero dietro, scarico per Marchetti molto impreciso, e con 3 autoreti, anche con il nuovo regolamento soprattutto riguardo le autoreti non siamo abituati a vederne tante. Solitamente è una partita strana, una partita che si gioca con un caldo incandescente. Masci qua 1-2, palla con la punta messa sotto la traversa. 4-2 per la Tevere Remo adesso. Un gol molto bello di Masci, protagonista della partita, forse il migliore dei suoi. Marchetti con la destra, ora per Roma. Roma prova a centrarsi, a passare in mezzo a 2, perde il pallone, può accendersi Antonica, eccolo col destro, parata di Brancatelli. Brancatelli qui reattivo. Guancioli, il capitano, vediamo se esce uno schema. C'è Masci lì vicino, attenzione perché è un buon sinistro, l'abbiamo visto qualche secondo fa. Guancioli la tocca proprio per Masci che provava a rendergli il pallone per un 1-2, però tentativo molto lento. Ora allarga verso Castroni, Guancioli, movimento, finta, perde però il pallone. Mantero contro Guancioli, deve appoggiarsi per forza di cose a Roma con la punta. Lucarelli con il piede riesce a tenerla in campo e poi calcio d'angolo. Batte il Cortina qui Marchetti, un giocatore che non ha evidentemente nella precisione la sua dote migliore. Castroni, Guancioli supera la metà campo. Ora Castroni allarga verso Antonica, nuovamente dietro per Guancioli. Castroni, Antonica, appoggio per il numero 5 col destro deviato. Sarà rimessa laterale in zona offensiva per la Tevere Remo. Quando siamo al terzo minuto di gioco i padroni di casa stanno aumentando il ritmo della partita. Castroni col destro colpisce Roma, sfera che rimane in campo. Masci allora, appoggio dalle parti di Guancioli. Ora Antonica, Guancioli col destro, nuova deviazione, nuovo calcio d'angolo per la Tevere Remo. Applausi dalle tribune del circolo sportivo Tevere Remo. Qui una deviazione e Brancatelli con la mano, scorre un brivido dietro la schiena dell'estremo difensore del Cortina. Guancioli, palla dietro, allarga il piattone e va a segnare il quinto gol della Tevere Remo. Antonica, bella punizione, esce Antonica dopo il gol del 5-2, entra Cerasaro. Dai, insieme, forza.
Adesso sì, la partita si è messa nei binari giusti per la Tevere Remo. Qui Roma incespica sul pallone, Guancioli prova a entrare, subisce però il tunnel da Roma. Guancioli rinviene. Ecco Roma per Mantero. Ancora Roma, Guancioli davanti a lui. Sfida tra il numero 11 e il numero 7. Recupera Masci, forse subisce il fallo. C'era Saro. Mezzo a 3 da Masci, attenzione, buona azione, palla dentro di Guancioli con i piedi Brancatelli. Non si distende il Cortina, recupera palla la Tevere Remo. Guancioli allarga sulla sinistra, c'è Castroni, la scucchiaia per il suo capitano che poi con il destro però si è aiutato con il braccio. Sarà calcio di punizione per gli ospiti. Respira, respira, che è lunga. Sesto minuto di gioco, batte il Cortina. Roma sbaglia il passaggio, Castroni che in difesa è stato molto efficace questa sera. Masci ancora per Castroni, ora Guancioli, capitano che quando la sua squadra era andata un po' in difficoltà subendo 2 reti ha segnato qui Castroni. Castroni accelera, deve appoggiarsi a Masci col mancino. Masci, l'errore di Brancatelli e arriva adesso anche la tripletta per il numero 6. È il 6° gol della Tevere Remo oggi. Esce anche lui e quindi mister Luciani, come in occasione del gol in precedenza di Antonica, cambia proprio l'autore del gol. Nel frattempo però dalla panchina del Cortina chiamano un time out e quindi noi facciamo un break. 6-2 per la Tevere Remo. Ospiti che battono, il direttore di gara però chiede che venga battuta nuovamente. Bisogna attendere il suo fischio che arriva adesso. Roma, giocate del capitano del Cortina, forse uno dei pochi rimasto lucido dall'inizio del match. Qui Castroni che invece è stato lucidissimo per tutti i minuti in cui è stato in campo. Palla verso Cerasaro che lotta, subisce fallo con questa calcio di punizione. Eccolo Castroni, non ha segnato ma è stato utilissimo in questo match. Allarga dalle parti di Serranti, nel frattempo è rientrato anche lui. Che stile. In campo poi ci sono anche Sperati e Cerasaro a completare il quintetto. Qui attenzione perché arriva il primo cartellino giallo del match per proteste per Mantero del Cortina. Ma lascialo perdere, signor arbitro, è un bravo ragazzo. Mi fai accendere bombe. Dai, si lamentano dalla panchina del Cortina. Attenzione perché il direttore di gara adesso va a colloquio anche con l'allenatore del Cortina. Lo stesso numero mio, hai vinto comunque. Palla verso Roma, prova a far girare palla il Cortina, però è molto disunita questa squadra. La Tevere Remo invece si difende molto bene. Mantero, Roma, lo regge Sperati, ancora Roma. Errore in fase di impostazione, sfera tra le braccia di Lucarelli. E adesso inizia il giro palla della Tevere Remo in vantaggio di 4 reti. Questa partita era importante per i padroni di casa per arrivare qui. Castroni allarga sulla sinistra, ogni tanto prova a accendersi la Tevere Remo, poi trova gli spazi chiusi, allora si torna indietro. Questa partita, dicevo, era importantissima per la Tevere Remo per arrivare alla prossima partita, un vero e proprio spareggio promozione con il delle vittorie. Giocheranno in trasferta i ragazzi oggi in maglia bianca. Una promozione in C2 che in molti si augurano. Castroni allarga sulla sinistra, ancora palla per il numero 5. Può controllare senza problemi la squadra padrona di casa e fa così. Errore però qui di Castroni.
Prova a ripartire il Cortina, qualche difficoltà di controllo da parte del numero 8 che poi sbaglia il passaggio. Serranti per Castroni. Ora Cerasaro. Cerasaro con il tacco, buona la giocata. Sperati qui non riesce però nel controllo. Forse è stupito anche lui dalla gran giocata del compagno. Roma, Mantero, l'unico ammonito del match. Un match molto corretto questa sera al Circolo Sportivo Tevere Remo. Commette fallo Serranti. Attenzione, arriva anche il primo cartellino giallo per la Tevere Remo. Serranti non ha dato la giusta distanza. Zucconi per Roma, allarga sulla destra, si torna addirittura da Brancatelli. Qui un passaggio rischioso con Roma, serie di giocate del numero 11. Ora Mantero per Zucconi, non riesce a controllarla, allora Serranti. Cerasaro prova a far passare il pallone per il suo compagno con il numero 13, non ci riesce ma perché c'è stato fallo. Sarà calcio di punizione. Instancabile Castroni sul punto di battuta. Masci rimette a posto un cuscinetto a protezione della rete dal campo. Castroni, un solo uomo in barriera, due uomini in area. Eccolo Castroni, è uno schema proprio per Masci. Brancatelli riesce a tenerla lì. Estremo difensore del Cortina, bravo quando è impegnato. Roma, giro palla del Cortina, qui sbaglia però tutto quanto Roma. Attenzione, il direttore di gara adesso vuole che esca Mantero. Secondo me la colpa è dalla televisione. Perdeva sangue il numero 3. Gli avete detto che riprendevate? Sperati dietro per Castroni. Castroni qua non riesce a premiare Sperati. Roma, controfallo, il quarto del match, secondo da parte del Cortina. Hai visto tanti controfalli a maggio in vita mia, oh. Qui la controlla col tacco solo per un momento Cerasaro. Prova a ripartire Mantero che ha perso un po' di lucidità. Ora Cerasaro, palla sporcata da Sassu in estirada. Mantero poi, messa laterale. Serranti per Castroni, larga qui, attenzione, poteva provare a ripartire il Cortina, non ci riesce. Serranti, Castroni, ora Sperati. Giro palla della Tevere Remo che in questo secondo tempo non ha rischiato veramente nulla. Brancatelli, Roma, praticamente con molto anticipo. Qui Castroni bravissimo a recuperare il pallone. Allora Serranti col destro direttamente tra le braccia del portiere avversario. Siamo al 15° minuto di gioco, quindi a metà del secondo tempo. È già iniziato il conto alla rovescia per il termine di questa partita importante per la Tevere Remo. Serranti, Castroni, giro palla ancora dei padroni di casa che conquistano rimessa laterale. Castroni ha molto campo, prova ad accendersi, poi aspetta Serranti ad impegnarsi.
Il ritmo che vedete non è altissimo anche per via del caldo che si è abbattuto su questo campo oggi. Sperati, ancora palla verso Serranti. Qui sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Serranti, dentro c'è Cerasaro, palla invece fuori per Castroni, prova l'acrobazia. Eccolo Cerasaro, deviazione di Brancatelli, nuovo calcio d'angolo. Prende sta palla! Cerasaro. Palla dietro, una deviazione che quasi va a beffare il portiere del Cortina. Qui Roma, è forte la pressione di Sperati. Roma che se la stava prendendo con il direttore di gara. Adesso il numero 11 sbaglia il passaggio, arriva Brancatelli e mette d'accordo tutti. Però il direttore di gara dice che non ne può più delle proteste di Roma. Ed ecco il terzo cartellino giallo del match per Roma. Praticamente abbiamo assistito ad un mini time out in campo. È rientrato anche Antonica, che adesso è sul punto di battuta della rimessa laterale. Palla dietro ancora a Castroni che allarga da Sperati. Col tacco, eccolo Sperati, la punta, la colpisce male, sfera fuori. Poteva essere l'occasione per il 7-2. Brancatelli, Marchetti, ora qui, che brivido ancora per il Cortina. Marchetti troppo sicuro di sé, Serranti quasi beffava il portiere avversario. Castroni, Serranti, palla dentro verso Antonica che con il tacco voleva servire Sperati. Mantero ora in mezzo a tre, eccolo Mantero, entra in area, l'arbitro fischia proprio al momento del tiro del numero 3 giallo. Era calcio di punizione, il terzo fallo del secondo tempo della Tevere Remo. Direttore di gara che non sta praticamente mai concedendo il vantaggio in nessuna azione. Punto di battuta Marchetti. Eccolo Marchetti col destro che gira e prende un giro pazzesco, sbatte sotto la traversa ed è il gol del 6-3 per il Cortina, che prova a riaprirla anche se adesso è molto difficile. Eurogol di Marchetti che l'ha messa tra la traversa e il difensore che copriva il primo, anzi il secondo palo. Veramente un bel gol. Ricordiamo che il Cortina non vince da 4 giornate, dalla vittoria contro i The Angels. Il miglior marcatore del Cortina è proprio Roma con 16 gol. Il miglior marcatore della Tevere Remo Castroni, che non ha ancora segnato. Qui ancora azione del Cortina, una palla dentro, Lucarelli in qualche modo, sfera che resta lì, poi Serranti da terra riesce a spazzare, addirittura a lanciare i suoi. Ecco Castroni per Serranti che si è rialzato, subisce fallo. Calcio di punizione. Già battuta la punizione. Gazzellone allarga Castroni con il tacco per Serranti. Serranti riesce a servire nuovamente Castroni e poi ecco che arriva una nuova autorete, questa volta di Marchetti, che prima aveva segnato nella porta giusta. Adesso diventa 7-3 per la Tevere Remo. Un cross di Castroni deviato nella propria rete da Marchetti, che prima era stato molto bravo invece a segnare calcio di punizione. Una partita ricca di gol, ce l'aspettavamo proprio così, 7-3. Attenzione, qui rischia molto il Cortina. Antonica tu per tu col portiere gliela spara addosso.
Palla tra i piedi di Lucarelli mentre siamo ormai arrivati al 20° minuto di gioco. 10 minuti e poi archivieremo anche la penultima giornata di Serie D di calcio a 5. Prova a passare, riesce a tenerla in campo solo per un momento Antonica. Ora Marchetti. Giro palla del Cortina, squadra affaticata, sono venuti solo in 7 qui al circolo sportivo Tevere Remo. 10 gol, 4 autoreti oggi. Partita incredibile. Roma una finta, prova a passare, vicino a lui un compagno, poi perde il momento del calcio, va invece Sassu che colpisce in piano Masci. Roma, c'è Mantero dietro, eccolo Mantero. Masci, scusate Roma, ma Mantero che prova il consegnato, ancora Mantero. La tiene tra i piedi, forse troppo, poi esplode il destro che sibila vicino al palo. Attenzione, arriva un fischio del direttore di gara, credo che verrà forse allontanato l'allenatore del Cortina. Anzi no, solo un richiamo verbale da parte del direttore di gara. Lucarelli più lontano possibile, recupera palla però Sassu che subisce fallo, quarto fallo, scusate. Roma, serie di finte, numero 11, servizio buono, palla che poi va dietro verso Sassu. In aria solo Zucconi. Sassu dietro per Roma, attenzione perché ha un buon destro, non lo fa esplodere, va da Mantero. Nel frattempo scorre il tempo e tutto ciò va bene alla Tevere Remo. Una manovra difficile quella del Cortina perché si sono chiusi molto bene i padroni di casa. Brancatelli, Sassu, Masci qua, attenzione, toccato proprio nel momento del calcio in porta Gazzellone. Sarà calcio di punizione, 4 falli anche per il Cortina. Nel frattempo chiama il time out. Sarà calcio di punizione quindi per la Tevere Remo. Eravamo rimasti lì 7 minuti al termine del tempo regolamentare, poi solo recupero. Castroni sul punto di battuta, lui capocannoniere della Tevere Remo, non ha ancora segnato. Fermo a quota 23 gol oggi. Ecco Castroni col destro, Brancatelli con i piedi. Dietro Masci, allarga palla dentro e Roma prima di tutti. Sarà calcio d'angolo. Gazzellone ci ha provato. Sono scomparsi i palloni, si perde un po' di tempo. Risultato 7-3. Gazzellone a battere il calcio d'angolo, può farlo adesso. L'arbitro stava già contando. Palla non è stata battuta entro 4 secondi, quindi ora è di proprietà del Cortina. Invio verso Mantero che la mette giù col petto. Con la suola vorrebbe Roma che si libera ora. Perde poi il pallone. Per il direttore di gara c'è stato un fallo, sarà calcio di punizione. È il quinto fallo da parte dei padroni di casa. Mantero scucchiaia verso Sassu che forse la porta fuori, sì. Si lamenta Sassu, rischia il giallo. Masci sul punto di battuta, si è lamentato molto Sassu, era convinto di averla tenuta in campo. Castroni qui prova una sponda volante. Brancatelli con i piedi. Ricordiamo che ha raggiunto il bonus la Tevere Remo e quindi dovrà giocare questi rimanenti minuti senza poter commettere fallo. Siamo al 26esimo di gioco. Roma, Mantero. Giro palla difficile del Cortina. Roma ancora. Mantero nuovamente per Roma. Scambio con Gebreholde.
che prova a passare con una magia, non ci riesce però perché Castroni è un muro questa sera. Ancora il numero 5 col pallone tra i piedi, lo spazza il più lontano possibile, prova a lanciarsi Gazzellone, che lì proprio non può arrivare. Brancatelli con la rimessa lunga, va direttamente tra le braccia dell'altro portiere. Gazzellone riesce a tenerla e a metterla a terra, un passaggio non facilissimo da parte del suo estremo difensore, il giro palla della Tevere Remo, che sta legittimando una vittoria importante. Masci chiama addirittura in causa il suo portiere, che poi la lancia direttamente verso il suo collega di rimpettaio. Mantero, Roma, Castroni, si allarga sulla sinistra la Tevere Remo. Masci vuole il movimento di Capitan Guancioli, poi va da Castroni, eccolo lo schema. Bella azione della Tevere Remo qua. Va bene, dai. Roma, Mantero, i due giocatori ammoniti del Cortina qui combinano un pasticcio e allora Guancioli, il capitano! Capitan Guancioli, doppietta per lui, si arrotonda il risultato, 8-3 adesso per la Tevere Remo quando mancano solo 3 minuti. Meno di 3 minuti al termine, 2 minuti e spiccioli. Zucconi, che Brevolde, dietro per Mantero. Mantero qua riesce a passare anche con un po' di fortuna. Masci però prima di tutti, poi addirittura col tacco si può distendere a un 3 contro 2 la Tevere Remo, errore di Serranti. Attenzione però perché c'è stato un altro fallo, raggiunge il bonus anche la Tevere Remo e viene ammonito Gebreholde. Calcio di punizione, quindi entrambe le squadre sono arrivate al limite di falli. C'è da dire però che mancano solo 2 minuti più recupero. Portiere di movimento per la Tevere Remo, che ha bisogno di segnare per differenza reti con delle vittorie in questo girone in cui si sta lottando ancora per il secondo posto. Il primo è stato conquistato ormai dall'Oasi Roma Futsal. Masci dietro per Castroni, portiere di movimento che è Amadio, ancora Castroni per Masci. Zucconi, serie di giocate del numero 7. Mantero prova il pallonetto dalla gran distanza, non impensierisce Amadio. Castroni, Masci, immagino la fatica di Castroni a giocare con la felpa con questo caldo. Anzi è di Amadio, scusate, eccolo. Palla dentro, il tiro deviato sarà calcio d'angolo, ci ha provato Serranti. Iniziano ora i 3 minuti di recupero, 180 secondi, Serranti ancora, attenzione perché la porta era libera, c'è stata deviazione forse, sì no? Sì, c'è stata una deviazione, quindi sarà rimessa laterale per il Cortina, rientra allora in porta Lucarelli. Arbitro a colloquio con tutti i giocatori della Tevere Remo, si perde tempo. Attenzione, giallo anche per Amadio, che dalle proteste potrebbe essere diffidato e quindi saltare la partita più importante, la prossima, quella contro il Delle Vittorie. Ci arriva anche qualche conferma sulla diffida del numero 4. Marco, ma hai diffidato? Anzi no, non era diffidato Amadio. Mantero scucchiaia verso Sassu, che ha davanti Castroni. Castroni, palla per Lucarelli. Lucarelli prova ad andare lontano. Attenzione.
Adesso rischia il giallo anche Viscuso, per il direttore di gara è entrato nel momento sbagliato. Si parte con la rimessa di Lucarelli. Forse può entrare Viscuso adesso? Può entrare ora. Ed entra. Eccolo il capitano ancora di testa. Palla che rimane lì. Continua l'azione la Tevere Remo. Serranti non riesce ad arrivare su questo pallone. Mantero prima di tutti. Guancioli con la testa. Prima poteva andare per la tripletta. Castroni larga sulla destra. Serranti non riesce a passare. Roma è solo contro 3. Mantero nuovamente per Roma. Ecco Mantero. Qui Serranti su di lui. Numero 13 controlla male il pallone. Mancano spiccioli di questo secondo tempo. Mantero con la suola per Roma. Pressione forte della Tevere Remo. Sta per terminare. Attenzione Guancioli. Prova il destro. Brancanti la tiene lì. Sta per terminare anche il secondo minuto di recupero. Termina ora 60 secondi. E poi archivieremo la penultima di Serie D. Errore di Lucarelli. Ennesimo controfallo della partita, è il quinto. Castroni. Punto di battuta, si lamentano tutti con l'arbitro. A campo ora la Tevere Remo, prova a prenderlo Cerasaro. Serranti vuole passare, subisce fallo. Tiro libero e su questo tiro libero probabilmente si chiuderà il match. Anche perché mancano solo 10 secondi. Probabilmente non ci sarà neanche il tempo per la ribattuta. Sul punto di calcio proprio Viscuso. Viscuso contro Brancatelli. Viscuso col destro e Brancatelli la respinge. Calcio d'angolo, fa battere il direttore di gara. Tutti avanti i ragazzi della Tevere Remo. Serranti torna però dal suo portiere Lucarelli che allarga a Castroni. Serranti ancora. Ecco il suo destro, va in porta proprio mentre il direttore di gara sta fischiando la fine, quindi temo che il gol non varrà. Infatti il direttore di gara fa no con la testa. Finisce quindi 8-3 tra Tevere Remo e Cortina.